Questo pomeriggio ci troviamo qui a Maranzanis con Leonardo Zanier. Poche parole sulla sua vita. Nato nel 1935, emigrante prima in Marocco, poi in Svizzera, presidente attualmente dell'ECAP, l'ente di formazione professionale della CGIL. Risiede a Zurigo. Il discorso con Leo Zanier vertirà necessariamente su questa sua condizione di vita che lo porta continuamente a spostarsi, ed è come se Leo Zanier avesse più centri. Se sembra che Maranzanis sia il suo vero centro reale, però dall'altra anche la Svizzera, anche Roma, anche il Marocco, tutti i posti dove Leo Zanier è stato hanno lasciato una forte impronta. E io farei subito una domanda a Leo Zanier. Ritieni che un giovane poeta possa occuparsi dell'emigrazione così come se ne è occupato lui? Cioè, attualmente il problema dell'emigrazione in Carnia è vissuto come tu l'hai vissuto e come possiamo chiamarla nella tua memoria storica è rimasto, per esempio come lo ritroviamo in Libers dischiugnila oppure in Che Diaz usal meriti? Beh, da quella volta, che vuol dire 1954, è cambiato tanto, cioè non nello stesso modo in tutta la Carnia, ma mentre quella volta c'era tanta gente, tanti giovani e poco lavoro, adesso i giovani sono pochissimi, cioè qui in Carnia oggi ci troviamo di fronte a un deficit demografico incredibile, a un calo demografico preoccupante, insomma, non è un fatto vero, insomma, infatti chiudono le scuole o comunque vorrebbero. In questo paese, credo, a Maranzanis c'erano 200 abitanti, oggi sono una cinquantina, la metà sono oltre i 60 anni, i bambini saranno 3, l'ultimo nato credo sia 4 anni fa, quindi il problema dell'immigrazione non si pone allo stesso modo, il problema si pone semmai all'incontrario, cioè di vedere in che modo l'emigrazione negli anni 50, 60, 70 può avere anche un'influenza di sviluppo rispetto a queste zone, e difatti io su questa cosa qui ci sto lavorando non solo rispetto alla Carnia ma rispetto a dimensioni più nazionali italiane ma anche internazionali rispetto alla nuova immigrazione in Italia dal Marocco, dalla Tunisia, all'Egitto, cioè di vedere in che modo gli emigrati possono diventare e sono in qualche modo agenti di sviluppo rispetto alle zone d'origine. E difatti qui molte case sono vuote, molti prati non sono più falciati perché appartengono a immigrati che stanno da qualche parte del mondo, che una volta tornavano più spesso e sempre meno frequentemente tornano. Però hanno mantenuto molti dei legami forti, e questi legami forti anche dentro il discorso del 5B, quindi di rivalutazione dei patrimoni ambientali, storici, abitativi, potrebbero gli emigranti diventare un fatto importante, trainante rispetto a un rilancio dell'economia. Qui si tratta proprio di rilanciare in qualche modo anche l'economia. Sì. Però ecco, in questo che dicevi io colgo una stretta connessione nel titolo del libro di questa tua prima raccolta di poesie, Libers discugnila, cioè nel senso che una cosa che colpisce proprio a prima vista nel titolo è se c'è dell'ironia nel titolo. Quando tu dici liberi di poter andare, no? Di dover andare, ma era necessità una volta dover andare? E se era una necessità, perché poteva essere libertà di andare? Cioè l'emigrazione
fino a che punto è stato una necessità e fino a che punto è stata anche una scelta non per sfuggire, ma perché in quel momento probabilmente non si poteva fare niente. Ecco perché quando tu ora ti poni il problema che chi è andato via deve ritornare con idee nuove, con progetti nuovi, no? E quindi la domanda in pratica è questa: è una libera scelta quella di dover emigrare? Per alcuni è stata una libera scelta, è stata una necessità, oppure nella nostra vita a volte l'andar via non è un fuggire, no? Ma la maniera di riorganizzarsi e aiutare quelli che sono rimasti a riorganizzarsi. Forse è un po' confusa la domanda. Vabbè, è complicata, più che confusa, ma farò una risposta altrettanto complicata sperando che ci si capisca. Allora, secondo me il titolo è chiaramente provocatorio, c'è dentro una contraddizione, e la lettura di questo libro scritto già, sono quanti, del 60, 62, quindi sono quanti? 34 anni. Quindi una vita in miezzo. È invecchiato. Ecco, difatti la cosa interessante, appunto, la cosa che si può vedere è che questo libro ha molti piani di lettura, come ce l'ha l'emigrazione. Cioè l'emigrazione non necessariamente è un fatto solo traumatico, solo di espianto, solo di radici, di difficoltà, di sindrome carnica. Cioè, la cosa, per esempio, non so, qui c'era uno stato di equilibrio nel 600, nel 500, dove i Kramers erano la figura centrale, cioè i carnici che commerciavano col bacino danubiano rispetto al mercato veneziano. E era un'emigrazione che aveva molto valore, produceva molto valore aggiunto. Difatti, se si analizzano i volumi, le architetture a Carnia, non è possibile che vengano fuori solo dal fatto che uno lavorava chiam solveva vacchia, cioè c'è qualcosa di più. Cioè, qui ci sono case che hanno 1500-2000 metri cubi fatte con investimenti incredibili, che non era solo lavoro gratis, era beni investiti, probabilmente erano i Kramers che avevano avuto fortuna. Questo era un equilibrio che si era creato, che è durato centinaia d'anni, tra un'economia agropastorale, silvopastorale e un'economia mercantile, e che conviveva contemporaneamente. Con le epoche successive, in cui c'è la proletarizzazione del lavoro, in cui emigrare voleva dire andare nelle fornaci, andare sui cantieri, fare le ferrovie, la Transiberiana, eccetera, la cosa si scompone completamente. Difatti tu assisti a un'agricoltura in cui erano impiegati uomini e donne, un'agricoltura che diventa tutta femminile, ai buoi che scompaiono, cioè che si impoverisce proprio l'antropizzazione del territorio, diventa molto più debole. Ecco, in questa fase che è il dopoguerra c'è il rientro dei soldati, il non riavvio di processi produttivi, e liberis quindi là era la parola giusta, cioè la gente non riusciva a vivere, finiva là. Addirittura c'erano meccanismi di incentivazione: chi andava in Australia gli pagava il biglietto, chi andava in Argentina gli pagava il biglietto pur di tirarsi fuori. Sembrava che così sarebbe diminuita la pressione demografica, c'era quasi un disegno politico di allentare la pressione. Nello stesso tempo c'era anche un disegno che qui si vede abbastanza trasparente, cioè molti partigiani qui non hanno più trovato lavoro, alcuni sì e alcuni no. Difatti ci sono più partigiani Chiarnier a Neuchâtel, a Charleroi, in Germania, che non rimasti in Carnia, perché qui hanno fatto in modo che, insomma, trovassero delle difficoltà, e la terza difficoltà uno piglia e va. E qui a Maranzai sono famiglie intere, c'era un cognome Toson, che era un cognome forte quasi come i Zaniers, e non c'è più, cioè proprio non c'è più il cognome, nel senso che sono tutti in Australia. Qui a Renvink, l'altro anno sono stati qua, ho fatto i cons, tabayando con loro, saranno 80 diventati in Australia, no? Da Vink che sono partiti, però sono partiti in Vink, cioè proprio non c'è più quel ceppo lì, è scomparso. Però questo libro c'è anche un altro piano di lettura. Liberis quindi là è anche un discorso rispetto al destino umano.
cioè alla fine dei conti tutti sono liberi di scrivere, cioè devi morire. Sì. E quella cosa lì detta anche 30 anni fa da un fantatta è molto chiaramente detta dentro la poesia La che si dice a chi non dice fa, ma la Ind nasce lo stesso, così si cresce come gioco in libertà tra la scatola da smaris e la srisca dei pezzi, e quando si capisce bisogna la... che, e questo però non è una coppiatura che allora non conoscevo Bressons, che dice le temps d'apprendre a vivre il est déjà trop tard, che non è l'emigrazione da un paese all'altro, ma da uno stadio umano a uno che non si capisce bene come sarà e nessuno sa ben spiegarlo. Però c'è anche questa dimensione, c'è la dimensione della condizione umana che comunque che ha dei confini. Ecco, difatti a me il discorso dei confini è uno dei discorsi che mi è interessato sempre di più. Prima di andare avanti però, Leo, vuoi leggerci questa lirica che per certi versi è un po' diventata una bandiera, perché è una lirica da cui non si può prescindere quando si affronta i problemi dell'emigrazione. Tanti altri poeti carnici, no, e friulani si sono cimentati sul problema dell'emigrazione. Vogliamo provare a leggere perché è affascinante. Ecco, prima di leggere volevo fare un richiamo che magari lo riprendiamo dopo se c'è tempo, se hai voglia. C'è il discorso della mostra che c'è al mezzo sul sud del mondo. Sì. Ecco, tu dicevi un poeta giovane può rappresentarsi l'emigrazione. Ecco, intanto potrei parlare dell'immigrazione, sì, e intanto potrei parlare di cosa vuol dire oggi cooperare col sud del mondo. Ecco, questo qui sarebbe interessante da... Comunque leggo questa dedica di Liberi Schignilà. A chi che non torneranno più perché sono morti, a chi che non torneranno più perché sono vivi, a chi che sono tornati per morire o per tornare a partire, a chi che stanno partendo e a chi che in kimono sanno lei o che sgiambire in tapanza di lor mare che ne saranno già warfins di pari e lo saranno di smes adan finché avranno a vonda agnes per dare il cambio, per continuare un'orrenda tradizione, una stracciaria di affiezzi, un cuore senza radice, un lavorare senza interesse, un vegni vecchio senza speranza. A mio pare che la portata, fatta e disfatta valise o duchici finché la sua forza era più grande del peso da valise. A me mare che vaid facendo spietat glottint il timp novembre le lettere. E ci dina la strengiut quando al tornava vaid spietat, strengiut, vaid spietat, strengiut an dopo an, vaid secui, per strengi secondi. E a vaid is amis duci moarse vis, a ti alda, a tua gioventù tredinta e sfortunata, a tua vita curta come una vilota, il tim di sentì la plaza è già finita, un chiant la tua vita, un urli la tua morte. Era un paese di sorti che ti doprava in un lago svizzero, tu volevi rinfreschiare il tuo sudore, ma il lago si è sciarato sopra la tua speranza, le lacrime si hanno fatto cerchi sull'acqua. A Silvio, a Whitis che si è stornato a segnare sta chiara che il lavoro su mutilati, disgroppati come la manaria su una taia. A Luciano di che cronin che si può fare, che si deve cambiare, che can voi periodi un cor che alzavai e mans che sono stringe a tasmans. E a noi chiarniei forti, sans, lavoratori, onesti e intelligenti, ma più tas canzons che ta vita. A noi che cavilin per 2 metri di chiera per chi non vin chiera, chi lin pal mondo per chi non vin lavoro, chi disin sior paron e pensin, perché vi impone, a noi che sol quando non metti un chiappiel con la pluma e qualche litro di vinta al stomaco sa vin diventare eroes, a nestas vecchias chiasas pengias e liseras come un chiant, che non sa vin fa più. A quel desiderio di libertà che non vive dentro, anche se nasciuto tranquillo così stretto. E a chi ha avuto la forza di resistere 20 anni e di mettersi il beso, il loro chiappiel con la pluma, che sono restati oms quando essi oms voleva di prigione e non ve la tessera fan.
aquell che per força emigrants su trenos bestiams plombats han lasciat la vita in un fort e han pagat per duc, se di duc è la colpa quan che la bestialitat e l'egoismo diventano poder, per chi vetino il coraggio di vosar da sincirs, ridicoli, aquell che cae là per scena e sui giornali esaltin con retorica il sacrifici ci din e disgraziati che s'acchiera. Perché anche noi vino chiatana ragione in questi sforzi, una fine al nesti là, invece di neata al vin i fastidis, e stava i cidin sulle nestas disgrazie. Che impressione ti fa, a distanza di più di 30 anni, rileggere questa lirica? Che sembra strapparti proprio quando la leggevi, no? Io mi sentivo quasi le carni, come si dice, tremere, sì. Ecco, che impressione, a distanza di tanti anni. La scriveresti ora? Ecco, tu prima dicevi sei invecchiato meno del libro. ecco, allora la scriveresti ora? Ecco, la cosa interessante è che sto libro qui, che è stato tradotto in svedese nel 74, in croato nell'80, in inglese 2 anni fa, in tedesco quest'anno, in spagnolo adesso, in francese anche, e probabilmente è tradotto perché c'è una sua attualità, cioè è chiaro che qui c'era un dramma contingente legato a un piccolo nucleo, un popolo molto piccolo, che però è il dramma che si riproduce oggi in altre zone, in altre regioni, per cui probabilmente gli elementi di strappo, di tensione, di sbregos, di affiezze, io credo che siano identici oggi nel Sahel, nelle zone del Marocco, nelle zone dell'Egitto, e probabilmente ecco, se noi vedessimo questa nostra sofferenza, la vedessimo anche proiettata in quelli che oggi sono i fenomeni nuovi dell'immigrazione, probabilmente non dico che saremo meno razzisti perché non credo sia il caso di pensare che qualcuno lo sia di proposito, lo è di solito per paura, per xenofobia, ma sicuramente saremo molto più vicini all'altro, ecco, che in questo caso eravamo noi, perché effettivamente io credo che così stava succedendo, anche se poi alcune cose dello sfilacciamento del senso comunitario non è che siano ricomposte qui. Tu dicevi quelli che vanno via permettono di ridisegnare, sì. Alle volte il disegno non è che ritorna, cioè sì. Lo strappo resta e quelli che restano non è che diventano più aggregati, cioè alle volte diventano magari anche più egoisti, no? Difatti sì. Quando un emigrato torna, se uno solo il problema non si pone, ma se ci fosse un flusso di rientro ci sarebbe forse un sentimento di rigetto. E difatti io l'ho visto in certe situazioni anche nel sud Italia, in Sardegna, in Calabria, quando c'è un meccanismo perché tu faciliti il rientro, quelli che sono rimasti non dicono ah ecco questi ci aiutano a... No, dicono che questi qui ci rubano qualcosa e quindi si creano quasi dei meccanismi di nuova estraniazione. Ecco. Però l'emozione era tua, sì. Adesso non lo so. Sì. Ecco, ora invece voglio chiedere un'altra emozione tua. Soltanto avantieri sera, alle 2 di notte, mi pare che tu eri ancora a Zurigo, no? Poi sei venuto qui in Carnia, ieri sera sei stato a Tolmezzo a presentare il tuo ultimo libro, Carnia, e poi sei stato fino a tardi con amici. Ecco, ora ci troviamo qui, nella tua casa a Maranzanis, seduti qui intorno a questo tavolo. Senza neanche un taglio di... sì, con un bellissimo veramente panorama, e penso che le vedremo le immagini. Quindi neanche 2 giorni fa, con poche ore di sonno, nel frattempo tu eri a Zurigo, ora sei qui. Sono 2 mondi, 2 centri del mondo. Maranzanis, Zurigo. Zurigo che è uno dei centri europei più importanti per certi versi. Ecco, come ti sentivi a Zurigo? Che cosa facevi lì, no? A che cosa pensavi quando eri lì? Tornato in Carnia, a che cosa pensi? O c'è un legame?
Vabbè, il legame indubbiamente c'è, la persona essendo lo stesso Sì. e non totalmente schizoide. No? Sì, ma non è Quindi- che a Zurigo sei preso completamente da certe cose, tornato qui ti ritornano i ricordi. Ecco, la Carnia, poi è una domanda che ti volevo porre più in là, la vivi come un luogo di ricordo o di lotta? No, non ti ricordo. Comunque a me interessa Cosa sapere facevi a Zurigo? Ecco. cosa facevo a Zurigo, l'emozione, no? Che hai provato poi quando sei venuto a Maranzanis. Beh, Perché nel giro di poche ore un mondo, un altro mondo. Beh, ma insomma, penso che oggi non è che io vado per internet, però internet fa capire che si può essere contemporaneamente in tanti posti, o se non contemporaneamente, consecutivamente. Ecco, però una cosa volevo dirti, che magari poi ti do o vi do questo testo. Ecco, l'altro giorno a Zurigo il comune mi ha chiesto di fare una conferenza ai cittadini stranieri che sono diventati svizzeri l'anno scorso, e erano 700 e rotti persone, qui quasi la metà italiani. E io ho fatto un discorso su cui ci ho pensato molto, perché ecco, cosa vuol dire l'integrazione se non anche l'acquisizione del diritto pieno, quindi la cittadinanza, quindi l'appartenenza alla comunità anche dal punto di vista giuridico, istituzionale, non formale e basta. Ecco, e lì ho raccontato delle storie, cercato di costruirle dal vero, non inventarle, per relativizzare questo discorso, nel senso che è chiaro che è importante diventare svizzero per uno che è lì, soprattutto per i figli nati lì. Ecco, volevo raccontare una storia che avevo sentito qui, di una storia successa a Caporetto, di una persona nata prima del 1914, che diventa italiano nel 1919 e prima era austro-ungarico, che diventa jugoslavo nel 1946, che diventa sloveno nel 1992 e non si è mai spostato. Sì. E c'è un'altra storia che racconto di un amico conosciuto in Svizzera nel 62, un algerino dell'FLN, che sposa una veneta, e lui, e quella volta l'Algeria non è ancora indipendente, è cittadino francese. Lei diventa cittadina francese e perde la cittadinanza italiana. L'Algeria diventa indipendente, lui diventa cittadino algerino. Lei perde la cittadinanza francese e non acquista la cittadinanza Così complicato algerina. che non riesco più a seguirti. Aspetta, perché non è finita. Questi nel frattempo Sì. hanno 4 figli, anzi 5 figli. E tra l'altro lui è moro, è riccio, e lei è tizianesca, con i capelli rossi e lunghi. Quindi questi figli tra l'altro sono un po' rossi e un po' ricci. Adesso lei prende un passaporto svizzero ma da apolide, lui che diventa algerino col passaporto algerino, insomma non è che gira molto tranquillamente in Europa, diventa italiano, lei ridiventa italiana dopo una peripezia incredibile, i figli sono 3 sono svizzeri, 2 sono italiani, quindi sono 6 e 1 è algerino. Cioè, l'emigrazione poi produce queste cose incredibili che solo lentamente, ecco, difatti in questa cosa io dico che uno dei meccanismi dell'emigrazione rispetto alle patrie non è l'amore considerato come monogamico, ma poligamico o poliandrico, e probabilmente questo è un concetto che potrebbe essere utilizzato in molte altre situazioni, però per l'emigrazione è chiarissimo, cioè tu hai diverse appartenenze contemporaneamente e questo durano generazioni. Ecco, ma uno riesce a conservare, pur in queste situazioni diverse, una sua identità. Tu hai scritto una bellissima lirica chiamata proprio Identità. Vogliamo leggerla e poi ne parliamo? Se vuoi, sì. Sì. Allora, questa, tra l'altro questa qui è più che una lirica, è una specie di manifesto cattivissimo che però, insomma, credo che ribaltando la realtà la si possa ancora riuscire a rendere più chiara. Ecco questa qui.
tra l'altro perché che non sono proprio di questa valle, forse bisogna dire che Sighietta, lei che il paese è su, lei a 4 km. E una volta Tolina Murosa tra un paese di fuori era un problema gigantesco, no? Difatti la Stagna, Paia il Balle, era la ritualizzazione del ratto delle Sabine, cioè potevi rapire le Sabine se tu paiassi il Balle, eccetera. Ma in genere, io pure nel mio paese d'origine, si andava a cercare le ragazze sempre nel paese vicino. E invece qui era piuttosto una roba non graditissima, cioè senza scambio, cioè, se non c'era uno scambio era complicato. E l'altra cosa che qui forse va spiegata prima è il non dal ghetto. Ecco, qui sono delle famiglie che si chiamano dal Rus, da Sclava e che dal ghetto. E che dal ghetto probabilmente la parola stessa lo dice, probabilmente sono ebrei, no? E qui ci sono, qui a Maranzani sono delle famiglie popolari, ce ne sono, e sono considerati ancora, ma senza sapere perché, perché questi qua sono cristianissimi, anzi probabilmente sono più bigotti ancora di altri che si chiamano magari che dal Cristo, e però verso di loro c'è ancora una distanza, una diffidenza, un'ostinatenza, quindi io qui lo metto proprio per sottolineare l'assurdità di questa roba, no? Difatti i Cernieri qui sono 1000 cromosomi diversi che si sono agglutinati man mano questa storia, no? E probabilmente l'identità, ecco questo, tu chiedi cos'è l'identità, si può conservare l'identità, tu dici dillo dopo, ma io lo dico prima. Secondo me l'identità di una persona o di un popolo è la sua storia, non è una roba che tu dici questa è l'identità, no, l'identità non si può definire come un timbro imposto. Che si evolve anche. Cambia continuamente e l'identità è la mia storia, io qui sono di Maranzano, sono di Zurigo, io sono un che l'estate, che roba è, che farà, altre robe probabilmente, e questa è la mia identità. Comunque, io sono lei che sta storia. Identità. Simpi di poi si giura, si baruffa, si sposta in confini, si sbugliela e si fa guerra spassantissima identità. Ma l'identità c'è, a dila in curt e tutta, che si fosse su Marte mi si interessa ricul, e che so in Africa mi si european, che so in Portogallo italiano, che so a Roma furlan, che so a Udin chiarien, quattro mieci come gli anotte, a come gli ans maranzanotte, si soia maranzanas, non stinga confondi per placer la famea di Pascal a me, con che dal ghetto in tausa poc di sest venuscus ad adontri, magari da sighiet. Insomma, raisons da vendi in dai e in varesse, che ognidun lo capisce, parve in gran sospiet. Parodeaio a muerte sa la cos drumato che divers. Prenche dal ghetto, e poi come gli annozzi, i tomiecins, i udinesi, i furlans, parlano di romans, italians, i portoghesi, gli europeans, gli africans, e ben si intinti chiarico il nome che fosse marziano. Ecco, qui ti vorrei però bloccare, no? Lei mi No, perché è vero che hai già dato la definizione, quindi l'identità è anche quella che noi ci formiamo storicamente, cioè noi siamo giovani, poi diventiamo adulti, poi invecchiamo. Però in una tua altra raccolta di liriche, Usmas, leggo qui dalla prefazione di Jean-Jacques Marchand dell'Università di Losanna. Cioè si dice chiaramente che tu dovunque ti sposti hai comunque un qualcosa che ti porti appresso. Un po' come accadeva in quella tribù australiana degli Arunta, che dovunque si spostavano portavano il loro grande palo di acacia. Questo palo era il punto di riferimento di tutta la tribù, per cui potevano trovarsi in un posto, in un altro, però non si annullavano mai completamente in quel posto. C'era un qualcosa di fondamentale che li accompagnava e che li teneva aggregati. Esiste in te
un qualcosa che ti porti continuamente appresso dovunque tu vada, questo grande palo di acacia. C'è chi per esempio ha detto che è la lingua, e poi ne parleremo, no? E c'è chi ha detto che è la tua Maranzanis, con le persone della tua infanzia, quelli che hai conosciuto, le persone che incontri quando ritorni. Cioè, che cos'è? Qual è il palo che ti porti appresso e che non ti fa mai annullare nelle diverse realtà in cui vieni a trovarti? Ecco, in quella storia lì il titolo è Marginalia Axis Mundi, cioè la marginalità è l'asse del mondo. E difatti c'è una retorica dai chiarniei che dicono noi siamo marginali, siamo periferici, che è una, cioè, se uno si sente essere marginale finisce per esserlo, però è una grande stupidaggine, nel senso che io considero che ognuno è centrale e attorno a lui si organizzano le relazioni, le comunicazioni, eccetera, e quindi anche la chiarnia. Allora questo da un lato era per dire pensai no chi si smarginai, ma che come tutti i marginali si centrai, anche perché oggi nel mondo le cose nuove, la forza viene fuori anche dalla marginalità, difatti il discorso sul sud rispetto al nord, insomma era questo anche il discorso. E questo discorso, il palo di acacia probabilmente è anche la lingua, è anche Maranzani. Infatti io Maranzani per me è come il Cognas all'Egno Tibet, Maranzani è il cuore, no, dal mio cervello probabilmente c'è, non sai, tros neuroni impressionati con i tezzi Maranzani, con la in, con l'osteria, con le partite da chiarta fatte da chi, cioè c'è un vissuto. No? Che è la mia identità, cioè c'è un vissuto che io non rinnego assolutamente, anzi ogni volta che posso tornare in contatto lo trovo non solo normale, ma mi fa bene a me, fa bene anche a altri probabilmente con cui torno in contatto. Quindi la tua domanda era, è contraddittoria la cosa? Secondo me no. Assolutamente, anzi, cioè, nella biografia dai Chiarniei probabilmente c'è troppa rimozione, ecco, si dice ieri sera non rimuoviamo i cosacchi, anzi consideriamo un tocco da questa storia tragica, ma insomma la storia non è sempre allegra, anzi quasi mai, ma anche l'emigrazione, considerare l'emigrazione, quindi il fatto di essere stati in time questo, di aver plantato il palo in time questo, consideriamo un fatto positivo, forte, è la forza della Chiarnia, che è in comunicazione con il mondo, solo che è una comunicazione frammentata. Infatti le feste dell'emigrazione facevano una volta, era una cena fatta in onore dei cari fratelli che se ne vanno a missionare il lavoro italiano nel mondo e altre sbalas del genere, invece di comunicare, c'è veso io tu, c'è veso di insegnare a chi l'è cambiato così, cioè quello dovrebbe diventare, cioè un confronto tra esperienze. E voglio citare ora i titoli dei tuoi libri, forse mancherà qualcuno, perché voglio così per un attimo spostare il discorso per ritornare, no. Una cosa che si nota è che i titoli dei tuoi libri, che poi sono i titoli di alcune tue liriche, sono fortemente simboliche. Cioè, da un lato appare chiaro, basta leggere una qualsiasi tua lirica, ci troviamo di fronte a un linguaggio corposo, vissuto, pieno di vigore, no? Però mentre da un lato tendi ad usare parole che colpiscono, a volte anche tendono a ferire, a traumatizzare, cioè in ogni caso a colpire il lettore, per la loro crudezza, poi ci troviamo di fronte a titoli che sono essenzialmente di carattere simbolico. C'è dei simboli in cui si raccolgono tutta una serie di episodi della vita vissuta, non soltanto a livello individuale, ma a livello collettivo di una comunità. Per esempio, prendiamo Likov, costruire la casa, avere una casa, quello che per molti viene visto come il sogno di tutti i carnici, no? Oppure Usmas, oppure Kiermins, mi devi scusare, Kiermins.
Allora, i confini che possono essere anche quelli del pezzetto di terra, no? Le tracce che sono quelle che rimangono indelebili in ognuno di noi, la casa visto come un mito, lo stesso Sboradure Sank, lo stesso Che Diaz, Liber Discugnilà, cioè perché senti il bisogno di raccogliere in una parola o in poche parole dei concetti così ampi quale può essere per esempio il duro lavoro di costruirsi una casa, oppure i confini, cioè è una tua, per porlo in termini prettamente tecnico-letterari, è una tua caratteristica espressiva, o ritieni che dopo aver detto tante cose concrete c'è bisogno di sintetizzare con delle parole che un po' colpiscono la nostra immaginazione? Per esempio immagina il Likov, quanta immaginazione colpisce, poniamo una volta l'emigrante che tornava e che si costruiva la casa, la moglie che in sua assenza, no? Lavorava, eccetera. Ecco, che cosa ti ha spinto ad usare questi titoli così essenziali e astratti, mentre la tua poesia è concreta? Vabbè, insomma, la risposta è complicata, Sì. provo a farla semplice. So che il titolo alle volte è implicito, però non c'è mai all'inizio. Tu prima scrivi, poi fai il titolo. Sì. E difatti Usmas è un caso tipico, nel senso che all'inizio, avendo scritto una certa cosa, avendo intenzione di scrivere, seguire una certa pista, inizialmente il titolo era Spaspartout. La stessa questione, solo un attimo, Sì. era per Sboradure Sank, perché in un primo momento volevi chiamarlo La Melonarie, e poi l'hai chiamato, e quindi in effetti il titolo spesso evolve. Ma allora Spaspartout, che vuol dire, no, era una chiave ironica di dire si può entrare dappertutto, il passepartout dei portieri d'albergo, però allo stesso tempo un'ironia sul tempo, su quello che succedeva. Poi invece succedono le cose terribili in questi anni qui, comincia il crollo, no, dei regimi dell'est, comincia la guerra in Jugoslavia. Difatti a un certo punto il titolo era diventato Serbien muss sterben, e c'è una poesia che ha questo titolo, e che era uno slogan scritto sui muri di Vienna dopo l'attentato a Sarajevo nel 1914 al principe Ferdinando, eccetera. Quindi i viennesi studenti gasatissimi scrivevano Serbien muss sterben. Dopodiché Jean-Jacques Marchand, quando gli ho dato il manoscritto, dice no, io ho molti amici serbi, se tu lasci quel titolo lì io la prefazione non te la faccio. Allora diventa la necessità di trovare dentro un altro titolo, e la parola Usmas c'è moltissime volte, cioè questo ha la dimensione ironica, Spaspartout, c'ha la dimensione del disastro che sta succedendo, ma c'è anche questa dimensione della parola chiave tra passato e futuro, del divinare, se vuoi, quello che rischia di succedere se. E quindi questo diventa... Ecco, Likov per esempio, anche questo è un titolo assunto abbastanza tardi, perché scrivendo queste cose che sono comunque, qui c'è tutto un ragionamento sul razzismo, il diverso, la memoria, l'identità, i confini, però visti in chiave anche polemiche, come dire, guardate che se voi vi mettete a ragionare sull'identità nel modo nazionalista e becero che stiamo facendo, rischiate di sbudellare. Quindi Likov diventa da un lato l'uso classico, cioè tu a un certo punto, quando tu hai finito la chiesa, tu fai il Likov, quindi la memoria di una storia, quella che dicevi tu, però nello stesso tempo diventa anche un riferimento a me vita, cioè io ormai, che ormai senza grandi rimpianti, nel senso che non è che la mia vita era boita, le mura
i pavimenti, i suffizi, il tetto, i fazzi. Quindi se io ancora devo fare delle robe e avrò tempo di farle, a lei smaltare, a lei metti i balconi, a lei fa una linda, cioè l'ossatura dice che vedi di, quindi Sì. lì fa anche che il senso è, cioè tra parentesi, dal ciclo, no, da mia vita, e sono arrivata all'aumento dell'ICO. E quindi cioè, è proprio una cosa che credo, non so se lo dico in modo così esplicito, però questo qui è un po' l'idea che c'è sotto. Io volevo leggere, leggi tu perché hai una grande capacità, una tua lirica che fuoriesce apparentemente, no? Da una maniera, diciamo, continuamente impegnata che tu hai di vedere le cose. Poi mi dirai qualche cosa sull'impegno, no? Perché sai che nella letteratura si discute la poesia deve essere impegnata oppure non deve essere impegnata. La poesia deve esprimere semplicemente dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, oppure deve servire anche a cambiare la realtà. Io penso che per te la poesia è anche questo, cioè non è soltanto sentimento e riflessione sulla propria vita, sulle proprie emozioni, ma è anche un modo per incidere nel mondo circostante. Però ecco, in questa lirica apparentemente leggera, che è molto bella, sembra una favola, c'è un tuo modo quasi disincantato di vedere la vita. Cioè sembra che nonostante che tu viva fino in fondo, voglia andare fino in fondo, no? Nell'afferrare ogni attimo della tua vita, però alla fine tu dici la vita va, no? Noi facciamo parte di questo grande meccanismo e è vero che sentiamo fortemente tutto il dramma, no, della vita, però la vita è così. Leggiamola e poi vediamo di... Ecco, prima voglio dire una cosa, cioè Sì. oltre ai titoli c'è un'altra chiave negli indici. Sì. Allora, gli indici qui dice noi animali interculturali in muta. Quindi le chiavi sono 4, quindi noi chi siamo? Noi chiarnieri, noi oms, noi australiani col paldi a casa, animali. Cioè in che misura no sta in tendenza cioè che fanno gli animali diventano più stupidi degli animali. Cioè osservare il comportamento animale per anche imparare, cioè ci sono delle cose incredibili. Infatti ieri sera diceva quello che mia madre ha allattato la figlia di un cosacco che sua madre era morta, che sembrava un fatto di grande umanità, eccetera. Che probabilmente anche la lupa di Romolo e Remo avrebbe fatto così. Quindi lì c'è sicuramente l'umanità tagliodilo, ma non tal fallo. E tra l'altro questo discorso sugli animali mi è venuto ispirato da un tipo che si chiama Lanziger, che è un tipo di Dimpesca, l'ha studiata a Zurigo letteratura, e ha fatto la tesi di laurea sulla trasformazione di Chiarniel di Dimpesce negli ultimi 100 anni. Lui per poter fare questa roba qui, che vive a Zurigo, è venuto a Dimpesce, è rimasto 6 mesi a un pezzo. E i primi 3 mesi lui non arrivava a fuori nulla, perché nessuno rispondeva, perché lo consideravano un estraneo. Quindi lui, prima di essere accettato, ha dovuto ridiventare Carniche e si tornava là, a tirare i mail, a lavorare, a fare roba. Dopodiché al Tapaiata, all'osteria, e lui ha fatto una tesi laurea molto importante su come sta cambiando la lingua, perché sta cambiando. E da lì è venuta fuori questa idea che precede questa, che se tu guardi un capriolo, il capriolo sa che lo guardi, quindi tu non stai guardando un capriolo, stai guardando un capriolo che è guardato e che sa di essere guardato, quindi tu non stai capendo un fenomeno, stai capendo l'interrelazione tra te e lui, che è un'altra roba. Allora non solo vin di imparare dai animali o reimparare, ma vin di imparare a chiamare gli animali e riconosciuti dagli animali come interlocutore.
Certo che tu vai sparacchiando in giro, il dialogo si riduce a brusadulas, quindi che parce no, non è che a me non mi piace la brusadulas, però è un altro meccanismo. E dentro questo discorso, quindi di non e mai interculturale in muda, ecco, c'è questa cosa che magari la commenti tu dopo. Sì. Lucchiati, partiera, vestiti di formiche su un uccellut di nit, buttat fuori, colazione, cal spiula e sghireta senza forza parcorri ne pluma sparsvalà. Noi ho in forma di nid, né sugli arbui dall'ort, né sotto la strisciata, ma sappi sul parnudrilo di sfracchiare il chiavano intausat, min voi abbandonando i movi falso distinto disperato. Tornat dopo una data, lucchiati senza voce, senza flat. Dall'ora du squintiat, l'origueie soffladas lontan las formiutas, tal mies di un plet l'hai sotterrat. Tal doman la sepoltura è travanata di busutas, e da ogni galleria denti e fuori di un continuo amiars in processions formies, che abaconus lo diswesen e tal lor nit chiantanti suppons il puart in via. Ma altri che sti suppon, neanche i chianzas formias si esin tut, che intanto al soffiat, una braurosa regina steti fondanti il centro da sua nuova città. Cioè, ecco, mi hai chiesto di commentare, io voglio solo dire due parole seguendo un po' il tuo esempio. Cioè, noi a volte siamo aggressori, vogliamo essere aggressori, però siamo anche vittime. C'è un rapporto che esiste fra questo desiderio, chiamiamolo istinto a dominare, però c'è anche l'istinto o la paura dell'essere dominati. E la vita è fatta così, cioè che spesso fra dominato e dominatore si crea un rapporto di comprensione al di là di quelle che possono essere le ideologie, anche se è chiaro che in determinate situazioni c'è chi è l'aggressore e c'è chi è la vittima. Ricordo ieri sera quando a Tolmezzo, quando hai presentato il tuo libro sulla Carnia, e hai letto uno dei racconti, il tuo libro intitolato Carnia, Kosakenland, Kazakaya Zemlya, è così difficile il titolo, no? Quando proprio nel personaggio del racconto emerge, il personaggio era un cosacco oppressore, però quando questo va via si era creato un rapporto di simpatia, no? O più che di simpatia, di pietà, di comprensione, no? Per cui tua madre, no? O quelli del paese l'avrebbero volentieri tenuto con loro, visto poi la fine che sarebbe toccata. Cioè, in sostanza, da parte tua c'è la comprensione che tutte queste nostre lotte, tutte queste nostre sofferenze, a cui noi non possiamo sottrarci, né alla sofferenza né alla lotta per cambiare. Però sappiamo che a volte, pur non volendo, si può sbagliare, si può colpire gli altri, li si può ferire. E dobbiamo anche saper capire chi sa sbagliare, cioè chi sbaglia. Questo non significa, no, accettare le ragioni dell'altro. E questo ti deriva dalla comprensione che questa nostra vita è un ciclo continuo in cui, ma possiamo dire, la vita serve alla morte e viceversa. Magari questa cosa sulle formiche e sull'uccello. L'idea mi era venuta dal racconto di un amico che diceva: vedevo dei merli volare bassi, molto eccitati, e ho cercato di capire perché, mi sono avvicinato e c'era un gatto che aveva preso un merlo. E dice: io gli sono corso contro il gatto,
tolto il merlo dalle sue fauci Sì. e l'ho messo sopra un tettino. Dopodiché il merlo era troppo ammaccato per essere vivo e non era più un pasto che il gatto avrebbe portato ai suoi figli, quindi la sua bontà è una bontà insomma un po' da anima bella, cioè Sì. interrompe un ciclo che comunque sarebbe stato un ciclo normalissimo. Certo che la madre e il padre del merlo erano arrabbiatissimi col gatto e potendo l'avrebbero ammazzato, però non potevi e quindi protestavi, no? Sperando di impressionarlo. Però il suo intervento è un intervento inutile, Inutile. no? Sì. Cioè non serve più né al gatto né diventa un merlo che volerà e farà altri merli. E il discorso del cosacco che facevi, cioè una cosa è il sistema, i cosacchi come sistema oppressivo che viene qui, l'altra cosa è il singolo cosacco con cui tu finisci per parlare e che quindi diventa un'altra persona con cui stabilisci i rapporti. Certo che lui visto come macchina militare, se tu sei antagonista cerchi di smontarla, però non è che la smonti fino a odiare la singola persona che magari è uno che la pensa come te alla fine, perché le macchine sono fatte di tanti pezzi molto... Si può odiare l'idea sbagliata, ma non l'individuo in quanto individuo. Infatti sarebbe una tragedia incredibile, se no tu avresti tutti amici del tuo partito, no, cioè, sarebbe una cosa allucinante. Sì. Ecco, come passi, cambiamo così discorso, come passi la giornata quando sei qui a Maranzani? Noi prima venendo ci siamo fermati nell'osteria del Biondo e fra l'altro c'era un galletto in ferro esposto fuori che addirittura hai portato da Zurigo. Come ti è venuto di portare da Zurigo un galletto in ferro? Allora, l'idea è questa, se vuoi, sì. Cioè, nella nostra cultura una volta i pastori, i casari erano figure importanti e a un certo punto si è creato, forse, non sai se è vera, ma secondo me è vera, una sorta di disprezzo verso certe professioni, no? Che il calmolcio, che il tiraiulle per cui addirittura questi avevano difficoltà a sposarsi. Allora pensa una cosa, in Svizzera la zootecnia è un fatto importantissimo, che vive di turismo e alimenta il turismo. E quando i pastori scendono, soprattutto nelle zone della Svizzera centrale, in Appenzello, nell'Uri, eccetera, scendono, le vacche hanno dei festoni con fiori, pini, robe sulle corna, i pastori sono vestiti di velluto rosso e quando entrano al paese il sindaco, il preti, accolgono questi come i personaggi centrali della loro cultura e della loro economia. E questo è importantissimo. E questo qui, se no non lo riconquisti in qualche modo, sono guai grossi. Allora per me l'Oste, un paese in cui la comunicazione avviene anche dall'osteria, anzi probabilmente avviene tanta l'osteria. Ecco, in un paese là che si stringe la demografia, se l'Oste dice basta e vai via, quel paese che è già in pericolo ha il rischio di morire sul serio. Se tu sei all'osteria è più importante che tu sia l'ufficio da posta, perché la posta ti porteresti lo stesso, mentre l'Oste se va via, tu là che si chiata lei. Quindi questa idea era di dire, faccio un regalo per dire che è importante, che per me è importante il sistema di comunicazione tra le persone, cioè l'osteria non è bevi in chiocasi, l'osteria è chiatasi, ma non solo per fare la partita, poi per dire alle tornate al partiscaio, tu sei fatto il progetto anche tu, cioè questa massa di comunicazione che avviene in un luogo deputato, secondo me questo è il luogo, quindi tu gli dici io ti regalo questa roba perché tu sei importante. E credo che questo sia un fatto, cioè in quel senso lì, non l'ho portato fisicamente, ma però ho detto a un Fari, che è di Overo tra l'altro, che lavora vicino a Zurigo, un fabbro bravissimo, facendo un disegno non di un galletto, lei è un gallo cedrone, perché lui tra l'altro è cacciatore, quindi anche un'idea del... Ecco, regalin che sta roba qui, e difatti è stata una cosa anche molto simpatica farlo, vedere sta officina, io di questo che è venuto qui l'ha montato lui. Leo, ci puoi leggere una tua poesia che è stata ispirata qui, dall'ambiente di Maranzanis?
questa probabilmente tutte, però... No, in cui fai anche nome. Beh, qui sono le 3 parche. Ecco, questa è proprio fatta qui ed è una poesia quasi tragica, ma dimmi. Tra l'altro una domanda, ma quando in genere ti capita di scrivere le tue poesie? Io non sono riuscito Di notte, di giorno, quando sei arrabbiato, quando sei invece innamorato, cioè si è sempre innamorati. Sì, A proposito, sei innamorato? sì. Sì. Cioè, non ci si stanca mai di essere innamorati oppure a volte ci si stanca? Beh, insomma, l'amore è una roba complicata, non è Due sole parole sull'amore, poi continuiamo. Non è che è una polarizzazione solo sessuale o solo su una persona, no? Dopo c'è anche quelle dimensioni lì, ma essere innamorato vuol dire voler comunicare, voler essere dentro una comunità, voler essere dentro il mondo, la natura, cioè, no? E quindi in quel senso lì, cioè che tu sei più in primavera possibile, no? Quindi, infatti la primavera è là d'amor da tierra. Ci troviamo più o meno nella stagione giusta. Quindi sì, però insomma un po' sulla puta in giro. Quindi poi se capita, leggiamo allora questa lirica. Ecco, questo qui però è triste perché è la situazione del mio paese, appunto vi dicevo prima, no, che è ridotto demograficamente all'osso, anche se sono ancora alcune energie, avete visto quel giovanotto prima, no? Ci sono alcuni tipi così che sono bravi, con grande conoscenze, manualità, voglia di fare, insomma, anche gusti di fa bene, c'è un senso estetico forte, però si sono assottigliati moltissimo rispetto a quello che era il Maranzanes da me infanzia, da che su dicevi c'era qui un che faceva i violini, c'erano 2 orchestre, cioè tutti sapevano suonare, facevano in teatro, ma teatro nel senso vero, cioè facevano i copioni e le recitavano, cioè, che non era solo anche la commedia sacra, la crocefissione a Pasqua, ma erano anche robe così, molto satiriche, molto cattive, anche divertenti. Allora che sta qui a lei un quadri che io passando vedo, un po' intuisco, e al DIS 3 parche, che insomma già il titolo non è allegro, no? Però è il ciclo da vita, una fila, una tira e una taia. Sul chias d'un stallone di che da poch, da anni senza ne mai, 3 femmine col fasul, vestite in lung scur, una all'età di memare se fosse viva, una superiore a me di sin madura, che ha sui 40 e ben in chiar, a smagò in fasoi, doprando macchinona, tramaidano crodi antichi, mistire, ingegni di marangon artist, con propri dut, pis, puindas, arvedas e finti claus di len. Telar di rovo scuro, in faun, in fin, e c'è cal gira il resto dei tocs di pec. Una ficchia i coso, i plen sta una sorta di plera, una gira il pomolo inchiastrato sul telar d'arvedona motor, la chiercia grimpa i cosi, Roma i Waze, e empla un jay, posue del pesenal, là che saltuccianti, fasoi, c'è blanc, c'è ross, c'è misclissà, c'è colin. L'ingegn gramuelant fa un da voi tremend, plui che grande crasula sul finita quaresima. Tutti il chiasta, il rimbomba e l'aria trima allegri, il rumor si spanta al paese wait. No indormidit, disin di un viv calponsa, ma proprio wait. Ecco, su questo discorso ce n'è un'altra qui che è proprio pensata su questo tavolo, nel senso che è un fatto in qualche modo successo per davvero, nel senso che io venivo qui dopo che mia madre era morta e qui giù c'era il pollaio, era pieno di galline, le galline sono rimaste, solo che sono diventate selvagge e allevano a dormire sugli alberi, no? Finché sono scomparse. E questo è appunto il racconto di questa situazione che è anche un discorso dal wait, da spolisuta. Per un certo tempo, sotterrata l'isuta, la mare, attorno a casa voita, restare in chimò gli atte, sis dialines, che tornare salvadias e paura da bol, pasualavin di notte sui ramas das brombarias. Con la figlia Elisa l'estate dopo, si faceva in coalizione corta, venivano giù, e anche gli atti, a girare e sbitiare attorno al taolin taront,
io bottavo in tocus di mei, frucions di pans, cusas di os, frisas di argel. Poi sono spariti tutti gli gat qui là e le zialinas mi hanno detto che qualcuno per sbagliare la sua vita ha scurtato la loro. Che è vero. Sì. Ma tra l'altro è una cosa interessante, che un giorno vengo qui, insomma io vengo quando mi capita senza grandi preavvisi, sì. E sui noci e sui meli c'erano su delle scale e siccome non le ho messe io aspetto per vedere che vuol dire, aspetto, mi siedo lì, a un certo punto arriva un mio paesano e gli dico tutte le scomode, e se per forza, se non sto lì, te se robi. Sì. Che è una meraviglia, cioè lui non è che non è male, nel senso che lui dice, sì. No? È come se fosse in me, nestasi, insomma, ecco, nestasi. No? E per avviarci così alla conclusione, cosa stai meditando, cosa pensi di pubblicare o di scrivere, e i temi saranno sempre gli stessi? Per esempio prima en passant, ma l'ho fatto anche apposta, ho citato il tema dell'amore, no? Non sei un poeta lirico nel senso stretto del termine, cioè tanto così, non sei un Petrarca. Purtroppo probabilmente. Ecco, perché questo? Perché parli molto poco dei tuoi sentimenti d'amore, che pure sono convinto li hai profondi nel tuo anima. Beh, ma dipende cosa vai a cercare. No, tu hai già chiarito che l'amore tu lo vedi in senso generale, cioè, per usare un termine tradizionale, l'amore, cioè nel senso che questa comunicazione, perché questo aprirsi agli altri, voler capire, voler, ecco, un aspetto che tu hai è quello che non sei solo mosso dalla passione, dai sentimenti, ma cerchi sempre la ragione delle cose, che poi tu stesso hai detto prima è un po' la caratteristica dell'uomo, no? Il non rimanere rinchiuso soltanto, no? Nei propri sentimenti, le proprie passioni, ma darsi una ragione delle cose. E pure nel tuo impegno di vita quotidiano sei impegnato, no? A trovare una soluzione a questa nostra società che, a dir poco che, dire che è contraddittoria è poco, no? Quindi in te c'è un forte bisogno di razionalità, però appare chiaro che c'è una forte passionalità, quasi carnalità, che si nota pure nel linguaggio. Penso che l'uso del friulano sia anche legato a questo. Però ecco, chiarito un po', però si parla poco, perché sei poco lirico nel senso tradizionale del termine. Ho usato il Petrarca proprio come punto di riferimento che può apparire all'opposto e siccome per un mio limite io non ho trovato una lirica d'amore che tu hai dedicata a una donna, sicuramente c'è, ce la puoi leggere se c'è, o la devi scrivere? No, c'è, dipende cosa vai a cercare, ti dicevo prima, cioè quello dove si dice in piada luce non era la me, che è inteso come la me femmina. Ecco, quindi, vogliamo leggere questa e poi magari... Quello è un discorso addirittura d'amore adultero, se vuoi, no? Oppure parce a mi signor. No, io per esempio volevo trovare in te una lirica, sarà anche provocatore la mia domanda, no? Quando il Petrarca dice erano i capelli d'oro all'aura sparsi che in 1000 dolci nodi li avvolgea, cioè un senso lirico. Ma proprio sta qua, ecco. Anche la precedente. Tra i dezi tint, lacrima di fic, riflesso di luce, fil d'arin lucint, come tela di rai dopo la ploia.
così si panti, si convin del tuo corpo senza più voce, distindut, redint, nut. Cioè, se tu vuoi, qui c'è anche una lettura erotica, non solo d'amore, cioè lì qui c'è un atto erotico e la sua rappresentazione, se vuoi, è parte ermetico, ma neanche tanto, insomma, ecco, ma di cose così ce ne sono, non è che non ce ne sono. Quindi, però probabilmente non è il mio bisogno primario, nel senso che poi no, cioè, i rapporti interpersonali sono difficili da descrivere da un lato, ma più che difficili, alle volte non hai voglia di farlo, perché è una sfera talmente che riguarda te e pochissimi altri, che non è una proiezione necessitata, no? Mentre il discorso comunitario oppure interpersonale più complessivo, quello è più una spinta forte. Ecco, cosa hai in progetto allora per il prossimo futuro? Beh, adesso appunto sto seguendo alcune traduzioni che sono in fieri, quella spagnola, quella francese, quella tedesca che uscirà in giugno di Livre Squigny-là, poi c'è una traduzione in tedesco già fatta di Usmas, lì c'è solo da trovare un editore in Austria o in Germania, comunque c'è chi lo sta cercando, insomma questi sono fatti più organizzativi. Anche se poi è interessantissimo quello che succede quando qualcuno ti traduce in un'altra lingua che tu sai, ma non sai abbastanza per tradurti da solo, però allo stesso tempo lui ti pone dei problemi. Difatti quando è stata la traduzione in inglese, ed è Catan che sta a Udine, insegna all'Università a Trieste, ed è un inglese con una cultura linguistica incredibile. Io e lui ci avremmo fatti 200 fax, perché lui mi diceva questa parola, partece, vuole dire, e io dovevo rispondergli per iscritto, che diventava anche interessantissimo. Difatti quella roba lì potrebbe diventare un libro, cioè cosa vuol dire leggere dentro le parole per spiegare a un altro che deve tradurlo in un'altra lingua, la trasposizione non solo linguistica ma culturale. La cultura e la storia, essendo difatti diverse. È stata un'impresa bellissima. Quello che sto facendo adesso, ma con pochissimo tempo, perché insomma in questa situazione qui io sono portato più, cioè sono tirato su tutti i problemi più sociali, più sull'immigrazione, più sulla formazione. È un libro che dovrebbe chiamarsi Committenza, dove io metterò, e ho cominciato a mettere, tutte le cose che ho fatto perché qualcuno me le ha chieste. Nel senso, una lapide. Ho fatto alcune lapidi a De Caneva, un anarchico di Prato Carnico, ho fatto prefazione dei libri, ho fatto descrizioni di fotografi o di pittori, cioè, perché qualcuno me l'ha chiesto, cioè anche qualcuno mi ha addirittura pagato, cosa rarissima. Ecco, la committenza è un fatto importante che nella nostra epoca è rarissima, mentre in altre epoche creative era molto forte. Cioè, io ti chiedevo di farmi la pala d'altare, pensiamo al Rinascimento in Italia, eccetera. E questo diventa uno stimolo importante, perché non solo c'hai qualcuno che vuole una certa cosa, che non necessariamente gli dai quello che vuole, però insomma, devi entrare in dialettica con lui, ma significano tempi, che è importante, perché se c'hai un tempo entro cui tu devi stare, è mica male, perché sennò una poesia tu vuoi farla voi o tradesign, cioè nessuno ti corre dietro, no, potresti anche non farla perché dici no funziona, ma se tu devi fare l'introduzione. Per esempio ho fatto questa cosa su Pasolini, non so se hai visto, ho fatto un libro che si chiama La corda rotta, che però purtroppo non ho qui e non ho neanche il testo, peccato perché potevo leggerlo a arte. Ma magari ecco, tu prova a vedere se c'è questo libro, qualcuno ce l'ha, si chiama La corda rotta, Strea editore a Mantova, ed è fatto da un amico fotografo che si chiama Danilo De Marco, che ha lavorato per 5 anni per fotografare tutte le persone che Pasolini ha conosciuto in Friuli, quindi quelli con cui suonava, quelli con cui andava a ballare, quelli con cui giocava a pallone, i ragazzi dell'Accademiutte, quelli con cui faceva ripetizione, quelli con cui ha avuto i suoi rapporti, insomma, che gli hanno creato dei problemi grossi, che sono ormai degli adulti di 60-70 anni, tra l'altro ne ho trovati 2 in Argentina recentemente che hanno giocato a pallone con Pasolini, e anche il suo giovane amante l'ho trovato in un'altra situazione interessante. Ecco, c'è questo libro in cui sono queste persone oggi,
Sì, Cioè, e distanza di tanti anni. E lì l'editore mi ha chiesto fai un'introduzione, io ho fatto una poesia che di fatto il titolo è Di Lusignas plen il Prat, che già questo è polemico con Pasolini che diceva non ci sono più le lucciole. Invece non è vero, ci sono, Sì. certo in certe situazioni non ci sono più, dove buttano tonnellate di concimi chimici, in altre situazioni ci sono, in un prato che Tipo abbiamo questo. noi in Svizzera è pieno di lucciole, difatti era una cosa, no? Una specie di universo, di scontri, di voglia, ecco lì c'era un erotismo incredibile. Ecco, allora questa è una committenza che io ho fatto in tempi rapidissimi, ma con grande tensione, perché tu devi farmi entro una settimana sta roba, e tu provi, se c'hai il tempo, ma te lo trovi, insomma, sempre quando entri in tensione lo trovi sempre. Niente, io non solo ti ringrazio, ma sai che è da tempo che io cercavo di incontrarti. Bene, lo devo dire a chiusura di questo colloquio. Hai la capacità, perché è tua, fa parte di te, di comunicare, di trasmettere forza e entusiasmo, per cui io sono veramente contento di questo colloquio che abbiamo avuto, perché mi sento più carico di entusiasmo. Sarà che hai questa grande capacità non soltanto di esprimere i tuoi sentimenti, le tue passioni, ma anche di dare una interpretazione dei fatti, la tua, no? Come ognuno di noi dà la sua interpretazione, però è una interpretazione che riesce ad andare in profondità e a toccare le corde più sensibili dell'individuo. Io proprio per questo motivo ti ringrazio e penso che ci rivedremo appena sarà possibile. Io ringrazio voi e c'è chi che io daranno e a Liga Belga sta birra. Sì.